Un tour in bicicletta tra Malcontenta e Porto Marghera per dire basta all'inquinamento e difendere il diritto alla salute. E loro si sono definiti proprio Carovana della Salute, un corteo su due ruote che percorre le strade che conducono ai siti al centro del dibattito promosso dal Coordinamento No Inceneritore e dal Comitato Tutela Salute e Ambiente Malcontenta. Ad ogni tappa una pausa per approfondire le questioni specifiche dell'area, numeri e dati alla mano, a partire da quegli studi ufficiali del Ministero della Salute che dimostrano come a causa dell'inquinamento di aria, acqua e suolo nei dintorni di Porto Marghera ci si ammali e si muoia prematuramente, del 20% in più rispetto alla media della regione Veneto. Basterebbe questo dato a mettere la gestione dell'area in cima a qualsiasi dibattito sulle politiche di sviluppo economico in Comune di Venezia. È da decenni che soffriamo l'inquinamento per la vicinanza al polo industriale e adesso è giusto dire basta, perché ogni giorno siamo investiti da puzze, da fumi e anche l'ultimo incidente del 28 dicembre è stato veramente quello che ha fatto traboccare il vaso e quindi è giusto di dire no a questa situazione e che gli enti preposti intervengano per dare sicurezza alla cittadinanza di Malcontenta e Marghera. Il coordinamento ha voluto anche evidenziare la vittoria ottenuta contro il progetto Eni di costruire un nuovo inceneritore, progetto bloccato il giugno scorso, e soprattutto ribadire che è tempo e ora, si legge in un volantino, che la politica torni ad affrontare sul serio il nodo irrisolto di Porto Marghera. Un appello rafforzato dalla vicinanza delle prossime elezioni comunali. Quali sono i programmi dei partiti? Io approfitto di questo clima, di questa situazione per chiedere alle forze politiche di intervenire in modo preciso e drastico. Questa è una comunità che negli anni, negli ultimi decenni soprattutto, non occorre fare grosse analisi storiche, ma oggi chiede e soprattutto impone delle soluzioni. Non possiamo più convivere con un inquinamento che aumenta ogni giorno sempre di più. Le domande che pongono i manifestanti sono sostanzialmente queste. È possibile coniugare salute, sicurezza e occupazione? È possibile costruire sviluppo senza avere il 20% in più di mortalità rispetto al resto del Veneto? O è un prezzo inevitabile da pagare pur di avere un lavoro? E ancora, porre queste domande è legittimo o significa essere definiti il partito del no? Diciamo tanti no perché per lasciare spazio a tanti sì, però perché il Porto Marghera potrebbe essere un'occasione per una riconversione ecologica vera dell'economia e invece continua a essere una terra di sacrificio dove si favoriscono impianti nocivi e quindi si sommano veleni nuovi come il PFAS a veleni vecchi che quest'area ha disseminato per decenni.